Salve a tutti da Emanuele e ben ritrovati sul mio canale di cucina, Cucinando per caso per passione. Oggi una ricetta della tradizione italiana. Vi lascio come sempre agli ingredienti e poi la preparazione. Ecco gli ingredienti del nostro sartù: 250 g di riso che cuoceremo poi in ragù e acqua. Poi ci serviranno la carne del nostro ragù che abbiamo fatto, quindi le salsicce e la carne tagliata a pezzetti, piselli, sono stati stufati, poi vi faccio vedere sempre come, le nostre polpettine fritte, 50 g di provola affumicata tagliata a dadini, un uovo sodo tagliato a pezzi o a fettine come più vi piace, e 40 g di pecorino, in più il nostro stampo che è stato imburrato e passato con pangrattato. Mi raccomando, imburratelo bene e fate aderire bene il pangrattato. I fiocchetti di burro. Ci servirà altro pangrattato per la superficie. Per il nostro ragù ci serviranno 600 g di passata di pomodoro, 100 g di vitello o manzo adatto per un ragù. Vi scriverò poi esattamente quale pezzo negli ingredienti. 100 g di maiale. Poi ci serviranno 150 g di salsiccia, scegliete voi quale, 30 g di cipolla, uno spicchio d'aglio, mezzo cucchiaio di concentrato di pomodoro, 30 g di vino bianco secco o vino rosso sempre secco, olio extravergine e sale, in più, se vi piace, del pepe, e poi aggiungeremo anche del basilico. Per le polpettine del nostro sartù ci serviranno 130 g di carne macinata di manzo, altrimenti potete fare metà di manzo e metà di maiale, 30 g di pane ammollato nell'acqua e strizzato bene, quindi mollica, oppure 25 g di pangrattato. Io preferisco il pangrattato perché vengono un po' più croccantine e reggono meglio poi tutti i sughi che mettiamo nel nostro sartù. Poi ci serviranno mezzo uovo, sale, prezzemolo tritato molto fine, un cucchiaio e mezzo di pecorino e del pepe. E poi ci servirà chiaramente dell'olio di semi di girasole o di arachidi per friggerle. Per i nostri piselli ci serviranno 80 g di piselli, scegliete voi se surgelati, se freschi o se in barattolo. Se in barattolo chiaramente cuoceteli di meno. 15 g di cipolla, uno spicchio d'aglio non troppo grande, del prezzemolo tritato, e poi ci servirà sale, pepe e olio extravergine di oliva. Ci serviranno anche 250 g di riso carnaroli. Ho messo a fare il mio uovo sodo dal bollore 8 minuti e poi lo mettiamo in acqua fredda. Cominciamo con soffriggere la nostra cipolla in 5 cucchiai di olio. La cipolla tagliatela abbastanza sottile. Appena incomincia a dorarsi aggiungiamo la carne. Ora aggiungo anche lo spicchio d'aglio e incomincio a inserire la carne e le salsicce. Ora le facciamo ben
diventare croccanti, una leggera crosticina intorno, e poi mettiamo il vino a sfumare. Ora sfumiamo con il nostro vino. Facciamo evaporare tutto il vino. Ora che il nostro vino è sfumato, aggiungiamo il concentrato di pomodoro. Se lo volete lo potete anche stemperare in un poco di acqua prima di metterlo nella vostra carne. Ho messo la passata, ho messo il sale, se vi piace mettete il pepe anche adesso. Adesso levo anche l'aglio che è qui, basilico, e metto 100 ml di acqua. Leviamo l'aglio, eccolo qui. Adesso mettiamo un coperchio, non copriamolo il tutto, e facciamo cuocere per un'oretta, minimo un'oretta. Questa salsa ci servirà poi per cuocere il riso, quindi fatela sempre, come vi ho detto, in anticipo. È la prima cosa che dovete fare. Prendo la carne macinata, stiamo facendo le polpettine, metto il sale, ci metto il prezzemolo tritato sottile, ci metto il cucchiaio e mezzo di pecorino, ecco qui, il nostro pepe, l'uovo, la mia metà di uovo, e metto metà del pangrattato che vi ho dato in dotazione, così vediamo quanto ne assorbe. Lo stesso dovete fare con il pane, identico e uguale. Ci mettiamo un altro po'. Ecco qui, quindi della quantità che vi ho dato, per quanto mi riguarda di pangrattato, ne ha assorbito un 20-22 grammi. Ecco qui. E adesso mettiamo l'olio e ci friggiamo le nostre polpettine. Se vi piace potete aggiungere anche nelle polpettine un po' d'aglio tritato, oppure se lo avete in polvere, scegliete voi. Sto incominciando a creare le mie polpettine, come vedete sono molto piccole, così devono essere, perché se no fanno troppa massa nell'insieme del nostro ripieno del sartù. Facciamocele tutte e poi ce le friggiamo tutte insieme, ovviamente. Ho messo nell'olio bello caldo le mie polpettine, adesso le facciamo diventare belle dorate e poi le mettiamo su carta assorbente per levare l'olio in eccesso una volta cotte. Ho messo, per quanto riguarda i nostri piselli, la cipolla a soffriggere con 2 cucchiai di olio. Sui piselli, nella cipolla che era cotta, ho aggiunto l'aglio, il sale, il prezzemolo e, se vi piace, un po' di pepe, come vi ho detto, e adesso ho aggiunto anche un po' d'acqua giusto per cuocerli, e li faccio cuocere, li faccio diventare belli asciutti. In una pentola ho messo 5 mestoli di ragù con 3 mestoli di acqua, porto a bollore e metto dentro il mio riso e faccio cuocere a mo' di risotto. Se serve aggiungete altra acqua e un poco di salsa. Adesso al nostro riso, che si è, come vedete, ben asciugato e intiepidito, mettiamo una parte del nostro formaggio. Incominciamo a mettere a cucchiaiate nel nostro stampo una parte del riso, schiacciamo bene, facciamo aderire bene ai lati del nostro stampo, in questo modo, fate proprio un bordo. E ora incominciamo a mettere tutte le nostre varie
farciture che ci sono all'interno. Mettiamo prima la carne in questo modo, mettetecene una metà perché riusciremo a fare giusto due farciture in tutto, due strati intendo. Poi ci mettiamo la nostra provola, le nostre polpettine, se sono troppe mettetene di meno, come più vi piace, si devono vedere e si devono anche sentire. Schiacciamo bene. Adesso ci uniamo anche l'uovo, io lo metto così, c'è anche chi lo mette a fettine, ma a me piace così sinceramente, tanto comunque l'effetto è sempre bellissimo. E poi mettiamo i nostri piselli, sempre metà ovviamente. Ora ci mettiamo un poco del nostro ragù e un poco del nostro formaggio grattugiato. Ora altro strato di riso, fate sempre il bordo bene, lasciatevi un po' di riso per chiudere. Finito con il ragù, che ho leggermente allungato con un po' d'acqua in modo che non è troppo denso, e adesso ricopro. Ho messo anche, come vedete, il formaggio. Conservatevi un po' di ragù perché è simpatico accompagnare la nostra fetta di sartù con un po' di ragù caldo. Ora ci finiamo di mettere sopra il resto del nostro riso, pangrattato abbondante, mi raccomando. Mettiamo i fiocchetti di burro e adesso inforniamo, forno preriscaldato 200 gradi per un 40 minuti all'incirca, per questa grandezza. Il nostro sartù è pronto, io l'ho sformato una volta intiepidito, l'ho messo a fette in ogni piatto con del ragù ben caldo sotto. Buon appetito!